e partita della Clivense, la prima della primavera. Do subito il benvenuto al mio compagno di telecronache, Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona. Ciao Jacopo. Ciao Luca e buongiorno a tutti i nostri amici tifosi. Allora, è esplosa la primavera, c'è un giorno bellissimo, c'è anche del vento, questo lo confermiamo, però è veramente lì la giornata ideale per giocare a pallone. Oggi la Clivense ospita il San Zeno, una squadra che all'andata la mise in grossa difficoltà. Esatto, solo 2-1 perché siamo abituati comunque a risultati più larghi da parte della Clivense, gol di Inzer Out e Mehmedi, però la Clivense è rimasta anche con un uomo in meno, quindi forse quello aveva messo i bastoni fra le ruote, no? La squadra di Allegretti. Oggi vediamo, è un'altra partita, la Clivense con il Borgo che riposa potrebbe andare addirittura a +9 sulla sua seconda diretta inseguitrice, e quindi sì, c'è tutto per goderci una bella giornata di calcio. È vero, oggi Jacopo è davvero un jolly, un bonus che la Clivense non deve perdere, perché ha la possibilità di portarsi appunto a +9. Ricordiamo che poi giocheranno lo sconto diretto a fine aprile, no? Tra 4 giornate, che sarà l'ultima per la Clivense ma non per il Borgo, quindi un pericolo, diciamo, da schivare, per non rischiare di dover fare i conti all'ultima giornata in campo avverso. Diamo il benvenuto a un ospite speciale oggi, Matteo Renzoni. Ciao Matteo, giornalista di Sky Sport. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao ragazzi, grazie dell'invito, è un piacere essere qui in questo posto che ho visto fin qui solo dalle vostre dirette, ma insomma essere qui è una bella emozione. Beh, insomma, il piacere è nostro. Intanto diciamolo, il collegamento con la Clivense, perché tu hai presentato ieri a Quinzano il tuo libro su Sergio Pellissier. Adesso ci spieghi, perché non è né una vera biografia né una vera intervista, adesso ce lo spieghi bene, che si intitola Ho fatto 31. Puoi farlo vedere anche, visto che ce l'hai? Sì, il libro è questo ma allora in realtà hai detto bene, nel senso che non è una biografia, è un mio racconto di Sergio che è nato da una serie di conversazioni che io ho fatto con lui, e quindi ci tengo a dire che è assolutamente il mio modo di vedere Sergio, il modo in cui l'ho voluto raccontare, e anche lui giustamente ci tiene a sottolineare che non si tratta di una vera e propria biografia, ma di un bel ritratto, spero bel ritratto, che mi sono permesso di fare su uno degli ultimi veri romantici del pallone, e quindi credo che possa essere qualcosa che possa interessare non solo agli amanti del Chievo e della Clivense in senso stretto, ma anche a chi ha un'idea di calcio che forse si sta un po' perdendo nel tempo. Ed è in linea esattamente con il progetto Clivense. Assolutamente sì, è un progetto che io sto seguendo con grande attenzione e anche con grande affetto, nonostante geograficamente in realtà c'entri poco con la città di Verona. Io sono di Roma, vivo da tanto a Milano per ragioni professionali, ma sto facendo il possibile per dare appoggio a questo progetto e a quanto Sergio sta portando avanti insieme a tutti voi, insieme a una squadra che sta generando grande entusiasmo e ad una realtà che è gestita anche da un punto di vista mediatico. In questo vi faccio i complimenti veramente molto bene, seguo con grande affetto. Ho dato spazio nelle nostre trasmissioni a Sergio più volte, e al di là insomma del mio libro, che è una piccola cosa, invece questo è un grande progetto per cui mi sento realmente di farvi i complimenti, e credo che anche in prospettiva possa rappresentare qualcosa di molto indicativo e un ottimo esempio anche proprio in chiave più ampia rispetto a quello che è successo per esempio con la nazionale, a come so che state lavorando per implementare il settore giovanile. Quindi insomma ha un'idea di calcio che riparte dal basso, ma con dei valori molto forti che è bene portare avanti, e credo che Sergio sia il personaggio ideale per questa operazione qui. Tu sei esperto soprattutto di tennis, se non sbaglio. Qui abbiamo avuto Sergio che ha giocato in qualsiasi palcoscenico di alto livello, compreso toccare la nazionale che hai appena nominato. Però siamo nella terza categoria, quindi che effetto fa dal tuo punto di vista, e anche diciamo ti prendiamo come esponente di un mondo a livello nazionale, perché qui siamo proprio a livello locale, provinciale, la terza categoria è proprio la base della piramide. Che cosa si vede invece dalle sfere più alte, dal vertice, guardando in giù per quello che sta facendo la Clivense? Ma allora io credo che in realtà, come dicevo prima, la Clivense intanto venga gestita benissimo e, ripeto, a livello veramente professionalmente molto alto da un punto di vista mediatico e di comunicazione, per cui è un movimento che sta generando grande interesse. Credo che possa rappresentare anche un piccolo caso di studio proprio di gestione di una società che insomma è ripartita veramente da zero, quindi rinnovo i miei complimenti e penso che come dire, ripeto, possa rappresentare un esempio che in tanti dovrebbero seguire per ripartire dal basso e per ricostruire le basi di un movimento che evidentemente è un po' in difficoltà.
difficoltà, al di là poi delle contingenze e di una partita come quella dell'altra sera, riferendomi all'Italia, che evidentemente ha avuto anche una dose di sfortuna molto elevata, insomma. E quindi la Clivense anche come spunto per i futuri tesisti di laurea in giornalismo sportivo, che saranno tutti orecchi. È vero, un caso comunque da studiare, e poi una vetrina anche per la categoria più bassa che esista. Assolutamente, in questo senso credo che possa rappresentare un'occasione importante anche per tutte le altre squadre che si trovano a giocare contro di voi, sia chiaramente per la vetrina che offrite, sia, non sono un esperto di terza categoria, quindi non voglio lanciarmi in analisi troppo approfondite, ma anche magari come esempio di gestione, non so se addirittura societaria, ma sicuramente a livello di comunicazione. Ultima domanda ancora sul tuo libro, ce lo ripeti anche chi è l'editore, magari l'hai presentato ieri, c'era Sergio, c'era Nico Penzo, c'è la prefazione di Jerry Calà, dici qualcos'altro, dai. Allora, questa è un'idea molto carina. Ieri c'è stata l'occasione di parlarne, non è la prima volta che lo faccio qui a Verona, l'avevo già fatto un paio di mesi fa alla Feltrinelli proprio insieme a Sergio e anche a Jerry Calà. Perché Jerry Calà? Perché ho scoperto nelle mie conversazioni con Sergio un'amicizia molto stretta tra di loro, e per cui, come dire, mi sembrava il minimo chiedergli di scrivere un suo contributo, che poi è la prefazione del libro. Mi permetto di segnalare una piccola cosa che mi diverte molto. Ho fatto fare nel libro una cosa che si chiama la tabella della libidine, chiaramente giocando con la battuta classica di Jerry Calà, per cui ci sono una serie di gol di Sergio classificati in base al grado di libidine che Sergio ha provato nel momento in cui ha segnato quel gol. Inutile dire che il gol in nazionale, l'unico segnato nell'unica presenza a Pisa nel 2009 contro il Nord, dopo 11 minuti in campo rappresenta il grado di libidine massimo, oltre chiaramente ai gol più importanti fatti con la maglia che ha amato per una vita. Sì, anche una tripletta alla Juve non succede spessissimo. Grazie allora Matteo Renzoni, e grazie per essere stato con noi e complimenti per la tua avventura professionale. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Andiamo in spot, torniamo tra poco. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Di nuovo in diretta, amici sportivi, dallo stadio Olivieri di Via Sogare nel prepartita di Clivense San Zeno. Siamo con un altro ospite, Jacopo, con Alessandro Zanandreis. Ci fa molto piacere perché è il preparatore atletico della Clivense. Non abbiamo mai avuto ospite, diciamo, in questi prepartita, quindi diamo il benvenuto a Alessandro. Ciao. Ciao a tutti, grazie mille. Allora, giovanissimo, 22 anni, laureando in scienze motorie. Che tipo di avventura è questa per te? Ma è un'avventura nata un po' così per caso, sono molto orgoglioso di farne parte. Devo ringraziare il mister, Sergio, tutti quelli che mi stanno dando questa opportunità e mi stanno aiutando comunque a crescere e a imparare sempre cose nuove.
Allora, siccome siamo a marzo e sboccia la primavera e sbocciano magari anche le opportunità di rivedere qualcuno in campo, ci puoi dare un'idea di come hai vissuto da settembre, perché avete iniziato tardissimo la preparazione, come hai vissuto sul piano proprio fisico-atletico questa squadra, come hai visto questi ragazzi partire e come li hai accompagnati? Allora, io sono arrivato a ottobre, a metà ottobre, prima della partita col Golosine dell'andata, e la preparazione diciamo che l'aveva gestita il mister. Adesso durante il pausa invernale comunque abbiamo lavorato bene insieme, abbiamo gestito i carichi in maniera adeguata, siamo arrivati penso pronti alle prime partite, vedendo anche i risultati e anche la tenuta che abbiamo a livello fisico sul campo, quindi penso che il lavoro comunque effettuato sia un ottimo lavoro. Senti, sei molto giovane ma hai tutta questa vetrina intorno, senti un po' la responsabilità di questa Clivense che ha progetti ambiziosi? Sento, ma sono consapevole di essere molto aiutato dal mister e da tutta la società che comunque mi fanno un po' da chioccia, mi sento la protezione addosso come. E qualcuno che può rientrare, abbiamo visto, non so se sei tu l'artefice insieme a lui del miracolo di Gasparato della settimana scorsa che ha bruciato i tempi dopo il terzo infortunio muscolare. No. Il titolare oggi, scusa, grazie Jacopo. Gasparato è stato importante recuperarlo, è stato molto grazie alla sua testa di voler rientrare in campo e l'esperienza che gli ha permesso di fare tutto in tempi rapidi ed essere qui di nuovo in campo oggi da titolare. Settimana scorsa comunque giocare con l'ispezione di partita che l'ho visto anche segnare. Anche Romeo lo rivediamo? Romeo qualche dubbio, speriamo magari per la Coppa Verona se ci sarà post campionato, probabilmente ci sarà, cioè è difficile però speriamo di rivederlo in campo. Un mistero più la Coppa Verona di Romeo, diciamo, quest'anno. Ultima domanda, quella che non vorresti che ti facessi. Tu ti occupi del fisico, però il fisico senza testa, hai nominato prima anche Gasparato che ha l'esperienza, no, di poter gestire queste situazioni. Quanto è stato importante anche la testa per questi giocatori insieme al tuo lavoro? Ma la testa diciamo che fa l'80% del lavoro, 75-80%, poi il resto il fisico, ma comunque se non hai testa non vai da nessuna parte. Grazie Alessandro Zanandreis, preparatore atletico della Clivense, buon lavoro, in bocca al lupo. Jacopo, penso che possiamo tornare in cabina di commento. Intanto lanciamo le interviste fatte nel prepartita dall'ufficio stampa della Clivense, li ha fatti a Braga, ad Alessi e a mister Allegretti. Quanto è importante la partita di oggi? Fondamentale, perché ne mancano poche, abbiamo 6 punti di vantaggio, bisogna vincere a tutti i costi. All'andata è stata una bella guerra, ovviamente calcisticamente parlando, sotto l'acqua con un campo pesante. Quanto potrà influire il fattore campo su questa partita e cosa vi aspettate da loro? All'andata è stata difficile perché il campo è piccolo, pioveva tanto, loro sono una squadra attrezzata, fisica, di corsa, quindi ci ha messo in difficoltà un po' di più del previsto. Oggi penso che in casa nostra, sul nostro campo più grande, dove la palla scorre meglio, dobbiamo andare forte e vincere. Grazie. Lo so, tocca parlare prima della partita. Ci dice Braga che è una partita tosta, difficile perché loro sono molto attrezzati, tu all'andata non c'eri. Cosa ti hanno raccontato dei nostri avversari oggi? Sì, mi hanno detto che è una squadra abbastanza aggressiva e tosta e quindi sicuramente ci sarà da lottare, non sarà una passeggiata, dobbiamo partire con l'approccio che abbiamo avuto anche le altre volte, quindi molto forte, far valere la nostra preparazione e la nostra qualità. Ecco, dite sempre di aver preparato la partita con attenzione, con concentrazione, eccetera. Ci sono delle cose particolari che vi ha chiesto il mister sulla parte, diciamo, tattica, sull'approccio? Ma niente di specifico da un punto di vista tecnico, è molto una questione di testa e di approccio secondo me e anche secondo il mister, quindi siamo tutti orientati da questo punto di vista, poi la tattica, la nostra disposizione la conosciamo, sappiamo come fare, però è più una questione di testa. Risposta secca, sentite la pressione, il campionato si sta concludendo? Ma no, noi procediamo per la nostra strada, nessuna pressione. Grazie. Tu dissimuli sempre, ma oggi la tensione la senti o no? Come sempre, prima delle partite la giusta tensione, la concentrazione perché la posta in palio è alta. All'andata è stata una partita tosta, c'era l'acqua, c'era il campo pesante, c'erano loro molto aggressivi. Oggi cosa vi aspettate da questa partita? Una squadra rognosa che non molla, che fa dell'agonismo la cosa principale, quindi dovremmo essere bravi a sfruttare le condizioni del campo che è diverso rispetto a quello dell'andata.
Ecco, dal punto di vista tattico, che approccio pensi che abbia San Zeno e come hai preparato la gara? Ma su quello che faranno loro non ho idea. Vedendo la partita dell'andata comunque si fa fatica a capire un po' anche come giocano, soprattutto in un campo diverso rispetto a loro. Su quello che dobbiamo fare noi è semplicemente cercare di dare tutto quello che abbiamo per portare a casa il risultato. Homo faber fortune sue, l'uomo è artefice del suo destino, non serve scomodare autori latini del III secolo a.C. per capire che il campionato laclivense ce l'ha tutto nelle sue mani. Mai come oggi però l'occasione è ghiotta. Borgo San Pancrazio a riposo e possibilità di allungare il vantaggio da +6 a +9. Per farlo i ragazzi di Allegretti, reduci dal complessivo 23-0 delle ultime 5 gare, non devono sottovalutare gli ospiti. Sconfitti solo di misura all'andata nella Busa, i Granata di Mister Guerra hanno fatto fuori casa 15 dei loro 22 punti totali, perdendo di un'unghia da Virtus e Vestenanova dopo aver vinto le 4 trasferte precedenti. Amici del calcio dilettantistico, benvenuti allo stadio Olivieri di Via Sogare, benvenuti a Clivense San Zeno, benvenuti da Luca Corradi. E benvenuti naturalmente anche da parte di Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona, come sempre mio videocompagno di telecronaca. Ciao Jacopo. Ciao Luca e buon sabato a tutti i nostri amici tifosi. Nel frattempo parte il minuto Un di minuto di silenzio. silenzio per un lutto che ha colpito il presidente del San Zeno, Luigi Bucchi. L'abbraccio e l'applauso dedicato alla sorella del presidente Luigi Bucchi e l'avvio di questa gara che vedrà quindi i giocatori del San Zeno per primi con il pallone tra i piedi, mentre la Clivense come sempre va a raccogliere l'applauso benaugurante sotto la No 694 con la classica foto di rito. Andiamo a dare un'occhiata alle formazioni, Jacopo, perché le abbiamo naturalmente sotto mano. La Clivense gioca con Pavoni, De Pani, Motta, Facciolo, Elatimi, Tenuti, Memedi, Castellucci, Inzerauto, Gasparato e Alessi. Quindi Gasparato titolare dopo il suo primo gol in stagione, è centrato sul campo del Crezzi sabato scorso, anzi domenica scorsa su punizione. In panchina con Squizzi ci sono Vitale, Olivieri, Cavallaro, Braga e Davì, mentre Vallese infortunato è qui in tribuna poco distante da noi. San Zeno risponde con Artioli, Ionita, Feraudo, De Pizzol, Presot, Bazzoni, Pollina, Cristofoli, Metric, Bettifogo e Guglielmi. Inizia la partita, amici sportivi, buon Clivense San Zeno a tutti. Subito uno scontro con Inzerauto che ha sradicato il pallone da Ionita. Gasparato troppo avanti rispetto alla traiettoria del passaggio. Una partita che la Clivense deve vincere, all'andata fece molta fatica, vinse solo per 2-1 sotto la pioggia e sferzata dal vento nella Busa della Ligabò. Oggi, Jacopo, che partita è? Forse diversa? Sì, diversa. Allora la Clivense arriva qui forte comunque degli ultimi risultati positivi. Poi dicevamo nel prepartita un'occasione doppiamente ghiotta, perché con il Borgo che riposa in caso di vittoria si porterebbe addirittura a +9 la Clivense. Attenzione qui nel frattempo a De Pani che ferma l'attaccante avversario, e una Clivense che si schiera con la stessa formazione che abbiamo visto settimana scorsa con l'Increzi, tranne appunto Gasparato che parte direttamente titolare al posto di De Martis, che
non è neanche in panchina, una panchina corta quella del Clivense, perché tolto Squizzi ha giusto 5 giocatori che sono quelli delle sostituzioni da far entrare, quindi ecco, ci sono un po' di defezioni per Allegretti. Naturalmente Clivense che ha +6 sul Borgo San Marcazio, che oggi riposa. Le altre gare di giornata, intanto oggi alle 15:30 c'è un interessante Vestiana Nova Virtus, Jacopo, e poi domani le altre: Corbiolo Edera, Pozzo Atletico, Arena Crezi e Zaigolosine Soave. In attacco la Clivense, siamo al secondo minuto di gioco, con Capitan Facciolo che può impostare anche con una certa libertà. Farà cercare Inzerauto anticipato. Si riparte allora da Tenuti e da Elatimi, che salta la prima barriera, poi sbaglia però e trova il numero 10. C'è un fischio dell'arbitro, che è tra l'altro Luca Bisson della sezione di Legnago. Sembra quasi l'anagramma, no? Anzi la traduzione, il calco semantico del regista francese Luc Besson. Mamma mia, cosa mi tiri fuori qua? Sei partito con il latino. Quello non di pensavo, Taxi, poi, Taxi, Leone, insomma, questi film chi non li ha visti? Oddio, io sono un po' leggermente più giovane di te, quindi lascio a te questi riferimenti bibliografici. Comunque Luca Bissone, l'arbitro, il direttore di gara della sezione di Legnago. Pallone sul sinistro di Artioli, che ha rimesso, trovando però sulla sua strada Daniele Motta, che in settimana, esattamente mercoledì scorso, ha compiuto 21 anni. Facciamo gli auguri. Giovane di Allegretti. Tenuti, Castellucci, ancora Alessi tra le linee, reclama spazio, deve sterzare, supera il primo avversario, non il secondo, che tra l'altro ha il numero 17, quindi credo ci sia stato un cambio rispetto a quanto comunicatici. Esatto. Forse al posto dell'11 che non vedo. Quindi al posto di Guglielmi c'è Filocamo, che è tra l'altro il secondo miglior marcatore del San Zeno dopo Mezric, che ne ha segnati ben 12, il giocatore bosniaco. Centravanti numero 9, in questo momento eccolo qui in possesso di palla, tallonato da Tenuti e da Alessi. Numero di Medric, ancora la palla sul sinistro, murato da Tenuti, poi allontana Alessi, cerca Inzerauto che anticipa il suo difensore Ionita. Ancora Inzerauto, c'è dalla parte opposta Gasparato, vediamo se l'ha visto Inzerauto, eccolo il traversone proprio libero per lui, palla sul petto, all'indietro il tentativo di assist, è intervenuto però De Pizzoli insieme a Bazzoni. Il velo qua di Gasparato, che si è disinteressato del pallone. Comunque fuori gioco, ritmi già relativamente alti in questo avvio di partita. Senza dubbio, comunque speriamo che si possa vedere una bella partita. Questo comunque pomeriggio ormai primaverile, era ora, no? È importante anche dare un'occhiata ai prossimi appuntamenti, perché la Clivense dopo di questa gara ne ha solamente altre 4 prima delle fine del campionato, e sono tra l'altro quasi tutte difficilissime. Mancano l'Atletico Squarà, poi la Virtus, poi il Pozzo e poi proprio il Borgo San Pancrazio, quindi a maggior ragione Jacopo 3 punti oggi obbligatori. Sicuramente, e poi ti aggiungo anche altri impegni, perché parlavamo prima della Coppa, no? Possiamo dare degli aggiornamenti importanti, perché attenzione, qui nel frattempo Inzerauto però bloccato. La Coppa Veneto Verona riprende, quindi si va avanti con l'altra competizione, e nella fattispecie la prima partita che affronterà la Clivense sarà infrasettimanale il 20 aprile, orario serale, contro qui allo Stadio Olivieri contro lo Young Boys, mentre le ultime 2 partite del girone di Coppa verranno disputate alla fine del campionato, quindi dopo il 1° maggio, all'incirca verso il 15 maggio, per completare i gironi. Poi se la Clivense dovesse proseguire, si andrà avanti con la competizione. Va avanti intanto Filocamo sulla fascia destra, fermato da Tenuti, che sembra subito chiamato a rintuzzare i tentativi del San Zeno. Partita forte la squadra di mister Vasco Guerra, che tra l'altro ha giocato 8 partite fuori casa, ne ha vinte 5, quindi sicuramente da tenere d'occhio in trasferta la formazione granata. Attenzione a De Pizzol, che aggancia al limite dell'area, si gira, poi si toglie il pallone da solo, riesce comunque a servire il suo compagno, ovvero Cristofoli, che effettua il primo tiro della partita ed è di colore ospite al 6° minuto. Nessun problema per Pavoni. Attenzione al lancio per Memedi, con Feraudo che deve proteggere l'uscita di Artioli.
Sinistro lungo dalle parti di Elatimi, che tocca il pallone quel tanto che basta per anticipare proprio Mezric. Arriva De Pani. Pavoni, come sempre il primo impostatore di gioco della Clivense. Facciolo. Molto corta la squadra di guerra. Motta. Ancora Facciolo, di prima con l'esterno destro in direzione di Mehmedi, anticipato da Ionita. Buon lavoro da parte del giocatore rumeno. Ancora Cristofoli. Facciolo gli strappa via il pallone, poi cerca Inzerauto sul filo del fuorigioco. C'è un fischio da parte di Bisson. Azione interessante però questa, con recupero palla da parte di Facciolo e poi verticalizzazione immediata per il solito Inzerauto, che non chiede altro di essere lanciato verso le porte avversarie. Con il destro Feraudo, giocatore classe 2002. Elatimi, scontro abbastanza duro con Mezric, involontario, non cattivo, però colpito nel fondo schiena o nel basso schiena. Yassin Elatimi, perno insostituibile nella difesa di Allegretti, vicino al suo 24esimo compleanno. Sul pallone Pavoni. Dicevi prima di Inzerauto che stranamente, no, a quanto siamo abituati, la settimana scorsa non ha segnato, no? È rimasto un po' nell'ombra, ben marcato dai difensori del Cresi. Chissà che oggi, ecco, non ritorni al gol. Sicuramente vorrà farlo, ce la metterà tutta. Attenzione al verticale di Facciolo. C'è da dire che la settimana scorsa, oltre al bellissimo prepartita con tutti i bambini del Crezi, ha regalato in particolare i primi 2 gol stagionali di De Martis e di Gasparato, quindi forse Inzerauto ha lasciato tra virgolette un po' la vetrina ad altri compagni, in modo che si arrivasse a ben 22, pensate 22 marcatori stagionali diversi, compresi anche Tenuti che ha segnato in Coppa e i 3 giocatori non al momento in rosa, cioè Felici, Beneducci e Anastasi. Attenzione alla palla in mezzo, con Mehmedi costretto a rincorrerla, sempre molto generoso giocatore macedone, che sì, invece ci ricordiamo bene contro il Creti, comunque autore di una grandissima partita, man of the match, con ben 2 assist e una rete, lui che ormai è il secondo marcatore della Clivense. Chissà come ha vissuto Mehmedi l'impresa della Macedonia al Barbera di Palermo contro la nazionale azzurra. Tenuti, torna da Pavoni, ricomincia sempre dal basso, dalle fondamenta la squadra di Allegretti, che giocherà domenica la prossima partita sul difficile campo dell'Atletico Squara, una delle squadre migliori personalmente che abbiamo visto, squadra di Montorio, e al momento quinta in classifica, quindi ancora in zona playoff, anzi sesta, chiedo scusa, perché c'è il Corbiolo quinto. Si riprende con un rinvio dal fondo. Nel frattempo, amici sportivi, vi dobbiamo naturalmente i credits di questa diretta. Siamo sulla pagina Facebook della Clivense, sui canali YouTube di Avelia e della Clivense, in streaming su radioadige.tv e sull'applicazione di Teleradio Adige, grazie alla squadra Avelia, con la regia di Andrea Colognese e l'operatore Luca Bozzini. Attacca il Sanzeno sulla destra, Filocamo non può raggiungere questo pallone, allora arriva Motta. E invece, a proposito dei giocatori in campo, di marcatori, tra i titolari di oggi si deve ancora sbloccare invece Facciolo. Ci spiegava Allegretti appunto settimana scorsa che era contento comunque per Gasparato e per De Martis, però appunto si aspetta anche che pure il play di questa Clivense, ecco, si sblocchi. Lui comunque ci prova spesso e più volte sui calci di punizione, soprattutto con i suoi piedi educati. Chissà che anche lui non possa trovare la sua prima gioia personale. Ha superato gli 80 gol in carriera Loris Facciolo, giocatore padovano, passato anche in eccellenza. Ci aveva raccontato qualche mese fa che lui i gol volentieri fa anche a meno di farli, se il resto della squadra fa il proprio dovere e cerca di segnare. Come dargli torto? Lui è più naturalmente un play, un ordinatore. Eccolo qui infatti dare indicazioni ad Alessi, uno dei nuovi arrivato a gennaio. Eccolo Alessi, palla dall'altra parte per Motta, aggancio e passaggio sbagliato, De Pizzol, Filocamo.
cerca Medric che è da solo in mezzo a 3 maglie bianche. Comunque prima si deve passare dal filtro del centrocampo della Clivense. Ostacolo non di poco conto, ricordiamo che la Clivense ha preso 5 gol finora in tutto il campionato in 19 partite. Dicevi benissimo di Alessi, sì, è arrivato nel calciomercato invernale, ma sembra che sia qui da inizio stagione, no? Si è subito ben integrato nello scacchiere di Allegretti, infatti ormai nelle ultime partite è lui il titolare. Premiato probabilmente anche il suo profilo basso, no? È arrivato in punta di piedi, senza dichiarazioni esagerate, senza voler strafare, si è inserito in quella zona, ha giocato un paio di partite subentrando, se ricordo bene, e poi si è preso la maglia da titolare che ormai è sua di diritto da almeno un mese. Gasparato in scontro irregolare secondo il direttore di gara contro il numero 6 del San Zeno, Bazzoni. Rinvio da parte di Feraudo. Facciolo liscia, ma c'è Elatimi messo giù in maniera irregolare da Medric. Sarà un duello fisico quello tra il bosniaco e il marocchino. Abbiamo già visto 2 volte avere la peggio in questi scontri il difensore nordafricano. Deve ancora entrare in partita la Clivense. Questo sembra un po' quella di un mese e mezzo fa, Jacopo? Sì, partita un po' a ritmi lenti, sembra che sia invece piuttosto il San Zeno a fare la partita, però poi ci ha abituato, no? Al Clivense gli basta un lampo, un guizzo per comunque indirizzare la partita. Logico che Allegretti sicuramente si aspetta e chiederà molto di più ai suoi giocatori. Prova a smentirci allora Elatimi con questo passaggio ad Alessi, anticipato di netto da Pizzol che cerca in verticale Medric, si fa perdonare Elatimi. Motta. Facciolo deve allargare di qua il gioco, ecco Elatimi, mentre anche De Pani sale sulla fascia. Spazio per Castellucci, bello il filtrante proprio per De Pani, area di rigore, palla sul destro, messa in mezzo e poi con il ginocchio mette fuori Bazzoni, forse anche un po' preoccupato dalla presenza di Gasparato alle sue spalle. Si va dalla bandierina proprio con il 10. Però abbiamo visto, no? In questa occasione basta poi un passaggio filtrante di Castellucci e De Pani che si propone sulla fascia per creare comunque un'azione pericolosa e il calcio d'angolo che andrà a battere Gasparato. Quindi destro a rientrare verso la porta difesa da Artioli. Eccola qui la palla indirizzata proprio sul portiere che deve smanacciare fuori, arriva Alessi. Battieri batti al limite dell'area, poi anche Tenuti col sinistro, colpisce forse Facciolo, c'era anche Filocamo sulla traiettoria al destro stavolta e di Elatimi, serie infinita di rimpalli, prova addirittura il lancio, poi San Zeno per poco non ci poteva arrivare Medric, per fortuna della Clivense De Pani era in copertura nel posto giusto. Elatimi, attenzione ancora ad un passaggio su un giocatore della Clivense preso alle spalle, forse poca comunicazione. Sì, anche. infatti dovevano sicuramente chiamargli l'uomo, perché lì in mezzo al campo poi basta un attimo per mandare in porta gli avversari. Invece Gasparato prima abbiamo visto un bellissimo calcio d'angolo che era indirizzato direttamente in porta. Memedi, ecco la sua prima sferzata, la lungo verso Inzerauto in area con la palla sul sinistro, messa in mezzo, forse anche uscita. Prima vera combinazione della partita tra Memedi e Inzerauto, la coppia che ha realizzato insieme ben 26 dei 63 gol in campionato della Clivense, senza contare gli assist che saranno almeno altrettanti al quarto d'ora, quindi questa prima combinazione tra i due avanti della Clivense. C'è Guglielmi in campo, quindi non è lui, giocatore scelto per lasciare il posto a Filocamo. E allora punto sul 7 a questo punto, vediamo. Pollina direi. Attenzione all'altro 7, Memedi, che non è in posizione regolare. E vi confermo che è il 7 che non c'è, sì. Cioè Pollina, classe 1980. Al suo posto è stato scelto Filocamo proprio prima dell'avvio della partita, come dimostra il suo 17 sulle spalle.
Invio di Guglielmi che ci inganna anche con il numero perché ha l'11 ma gioca praticamente terzino. Pavoni. Invita i suoi compagni a salire, poi però demanda il compito di impostare a tenuti. Destro per Gasparato, qualche metro per decidere la soluzione. Memedi che si è già scambiato, è andato già dall'altra parte. Passaggio un po' alla cieca. De Pani. Forse un tiro addirittura improbabile. Alessi. Memedi non aggancia. Dicevamo di Memedi, no, che si scambia spesso con Inzerauto sul fronte offensivo, più volte anche nel corso della partita. Sì, prova Allegretti un po' così anche a disorientare i diretti marcatori del Sanzeno. Sanzeno che sì, si schiera con praticamente due esterni larghi, no, in marcatura quando si difendono, di Motta e di De Pani, e davanti il solo appunto, numero 9 un po' a fare da boa. Cristofoli deve difendere il pallone proprio da De Pani. Passaggio rischioso, infatti la perde il Sanzeno. Alessi si va avanti, poi Memedi, limite dell'area, contrasto furibondo con l'avversario, qualche scintilla con Ionita, è proseguita l'azione, c'è Filocomo però che perde il pallone dall'altra parte. Sì, abbiamo visto prima Alessi e poi Memedi che sono stati fronteggiati energicamente, direi, dai difensori del Sanzeno, ma efficacemente, perché comunque era un'azione sì pericolosa, ma si è ben comportata qui la linea difensiva degli avversari. Siamo al 19esimo, davvero poche le azioni degne di nota finora. Gasparato prova a suggerire per Castellucci di prima. Inzerauto anticipa il suo avversario, poi mantiene il possesso del pallone. Memedi inciampa invece sulla sfera, si accentra, poi chiama in aiuto De Pani. Castellucci, la finta di corpo, palla sul destro, dall'altra parte bellissima, il colpo di testa, ed eccolo qui, il gol di Facciolo. Ma se era così facile allora la chiamavamo subito, e sicuramente adesso Allegretti non potrà che esultare anche lui, perché si augurava settimana scorsa, no, che anche il capitano Facciolo si sbloccasse, ed eccolo qui, è arrivato il primo gol del numero 4 della Clivense. Un mirino sulla testa, non ha dovuto nemmeno saltare Capitan Facciolo, anzi anche se oggi il capitano da qualche partita la fascia ce l'ha Pavoni, però davvero bello il suggerimento di Castellucci, che ha costruito dal nulla una palla gol con una finta di corpo, cambiando la posizione proprio della postura del corpo. Aveva il pallone sul destro, ha lasciato sfilare, l'ha messa sul sinistro e poi ha suggerito questa traiettoria perfetta per Facciolo, che ha preso la mira e ha centrato l'angolo più lontano. 1-0, niente da fare naturalmente per Artioli, e la Clivense al 19esimo ha sbloccato il risultato. Come dicevamo prima, magari non con ritmi altissimi, non c'erano state nemmeno vere palle gol per la Clivense, non c'era stata una superiorità schiacciante, però quando la squadra di Allegretti decide di mettere in campo la sua qualità, soprattutto nel fraseggio e nel ragionamento, può creare palle gol in qualsiasi momento della partita. Sì, infatti, basta poco, perché comunque le qualità ce le ha, sono ovviamente superiori rispetto alla norma, e quindi alla fine anche qui bellissima giocata di Castellucci, che ha messo un pallone delizioso per Facciolo, che quindi si aggiunge, no, alla lunga lista, e quindi siamo arrivati a 23. Siamo a 23, attenzione perché non è sazia la Clivense, con Castellucci stavolta doveva suggerire per De Pani sulla destra, ha cercato invece Memedi sbagliando. De Pizzol scavalcato dalla traiettoria del pallone. Alessi, gioco di prestigio, cerca anche lui lo spazio per tirare, si scontra con Ionita. Adesso in affanno il Sanzeno, che era partito bene. E la Timi. Facciolo. Ormai lo dicevamo, no, anche forse per scherzo qualche settimana fa, manca veramente quasi solo Pelissier qua a segnare. Attenzione a Castellucci, poi Memedi, area di rigore, palla sul destro! Ma che gol ha fatto qui? 2-0 in doppia cifra. Sky Memedi al 21esimo. Ha bucato le mani qui del portiere, una bellissima azione personale, e andiamo a vedere qua i giocatori della Clivense che vanno a esultare sotto qua la nostra postazione. È un 1-2 micidiale
con cui la Clivense si porta già dopo appena neanche 20 minuti, ecco, sul 2-0. Altro gol di meravigliosa fattura da impreziosire con un'azione nata grazie ad uno stop di petto di Gasparato, poi il suggerimento per Castellucci che a questo punto realizzato e messo insieme il suo secondo assist consecutivo. Ci ha messo molto del suo stavolta Mehmedi nello scatto bruciante in aria a costruirsi lo spazio per poi inventare una traiettoria all'incrocio dei pali dall'altra parte. Davvero bello questo gol di Mehmedi, che a questo punto arriva a 10 reti in campionato. Bella anche la doppia esultanza, abbiamo visto sia Mehmedi appunto esultare con tutti i compagni, ma anche a sua volta i compagni a dare il 5 a Castellucci per il doppio assist, e poi ancora Mehmedi che è andato ad abbracciare il fratello, che è il guardalinee ormai storico, no, della Clivense. Infatti ogni volta è lui, ecco, che segue la Clivense da vicino, no, quasi un giocatore aggiunto nelle vesti, ecco, di guardalinee. 10 gol per Mehmedi, secondo miglior marcatore della Clivense dietro a Inzerauto con 17, poi c'è Pasinato a 7 al terzo posto, poi Davì e Braga a 4 e poi Pavoni con 3 gol su calcio di rigore nelle ultime 2 partite. Ha quasi fatto più gol di quanti ne ha presi in tutto il campionato, ne ha presi 5 e ne ha fatti 3 il portiere della Clivense. Eccolo qui con il suo pallone sul destro, palla per Motta. De Pizzol gli ruba la sfera, si invola da solo, poi deve sterzare, forse chiede troppo anche a se stesso. L'esperto giocatore classe 83, Riccardo De Pizzol. Impreciso qui Motta, che con lo stop stava involontariamente facendo scappare sulla fascia il suo diretto avversario, forse è quello un po' più in affanno della formazione di casa, Motta. Facciolo di prima intenzione, trova però Mettifogo, De Pani, Castellucci, idee subito chiare, 2 tocchi ed esterno destro dall'altra parte, c'è Motta, si fa vedere Gasparato tra le linee, ancora Castellucci però, Facciolo, eccolo Gasparato, Alessi tutto di prima, azione bellissima, palla sul destro per Gasparato, incredibile, la traversa. E poi qui purtroppo non c'è il braccialetto elettronico che hanno in Serie A per capire se la palla è rimbalzata dentro o fuori, ma che azione abbiamo visto e che tiro. Sì, ma qui non me l'aspettavo, proprio ha tirato fuori un tiro pazzesco che effettivamente sì, si è stampato sulla traversa e poi non è dato sapersi, ecco, da qui se effettivamente sia entrato. Qua amici spettatori, in caso poi potrete andare dal video a rivedere indietro al rallentatore se effettivamente la palla è entrata, perché qui appunto non abbiamo altri mezzi tecnologici. Al millimetri dal 3-0 la Clivense che adesso ringhia ancora vicino alla porta del San Zeno, ancora attenzione, 2 lisci di testa, non ci arrivano Castellucci e Mehmedi, ma c'è Inzerauto che recupera e la Timi contro traversone col sinistro dalle parti di Artioli, in 2 tempi disturbato da Mehmedi con calcio di punizione. C'è Gasparato che ancora scuote la testa, che quasi lo stava esultando, no? Perché si aspettava che l'arbitro potesse dare il gol, invece appunto non. Uno dei pezzi migliori del suo repertorio, l'esterno di collo destro in controbalzo, palla che ha baciato la parte inferiore della traversa e poi rimbalzata chissà sulla linea più avanti più indietro. Invio campanile di Pavoni, ancora Gasparato fermato questa volta da Bazzoni. Mehmedi accende il motore, guadagna un fallo laterale e anche diversi applausi come sempre. Allora arriva De Pani. Belle giocate però fin qui, no? Prima Mehmedi e poi qua la magia di Gasparato. Si è accesa la Clivense, si è acceso anche il pubblico sugli spalti. Ci ha messo 20 minuti la Clivense a decidere di cambiare la partita. Attenzione perché Gasparato ci ripensa. Eccolo qui il suo destro, stavolta è dentro lo specchio della porta e anche sarebbe stato gol senza dubbi. Però è ispirato il numero 10 quest'oggi. Ha sbloccato il suo tabellino marcatori la scorsa settimana con quella punizione velenosa sul campo del Crezi, complice anche, dobbiamo dirlo, il portiere avversario che non ha calcolato bene il rimbalzo visto che era posizionato sul proprio palo, però Gasparato ha così
festeggiato il suo primo gol in stagione, lui che ha avuto 3 infortuni muscolari. Inutile dirlo, un lusso assoluto per la categoria. Lotta Motta sulla fascia, fa anche rima, con De Pizzol si scontra, allora arriva Guglielmi. Filocamo. Contrastato da Motta, guadagna il corner Filocamo, uno dei più attivi dei suoi in questo avvio di gara, e va a battere dalla bandierina Mezric, un centravanti che batte i corner non si vede spessissimo, Jacopo. Sì, infatti di solito sono i centravanti che vanno dentro l'area piccola, no? Per provare a spizzare di testa, invece si vede comunque i suoi piedi educati, quindi è lui che si incarica di questo calcio d'angolo. Con il destro ad uscire, di testa la prende De Pani e poi Pavoni. San Zeno, che abbiamo detto è una squadra che ha giocato finora e vinto molto in trasferta, tra l'altro è reduce dalla vittoria non scontata contro il Pozzo per 5-2, perché il Pozzo ultimamente ha sicuramente alzato la testa, una vittoria che era arrivata dopo 4 sconfitte di fila, quindi sì, il Pozzo sarà anche un bel avversario per la Clivense, perché appunto sembra una squadra diversa rispetto a quella dell'andata, e sappiamo anche che si trova a suo agio nel campo di casa il Pozzo, perché è un campo che poi andremo a vedere quando ci sarà l'occasione, comunque anche da delle dimensioni particolari, quindi sarà difficile per la Clivense lì provare, ecco, a gestire il gioco. Sappiamo che la Clivense gli piace, no? Giocare palla a terra. Clivense che ha saputo comunque anche adattarsi alle caratteristiche del campo, delle partite degli avversari. Diciamo l'unico vero forse punto a vuoto è stato quello a Corbiolo. Attenzione a Castellucci che recupera il pallone, Gasparato trova Inzerauto dentro l'area, sterza Inzerauto, se la mette sul sinistro, poi l'idea per Memedi forse troppo laboriosa, avvio immediato di Artioli. De Pani arriva prima di tutti Tenuti senza tanti fronzoli, trova Castellucci, Gasparato, sterzata e passaggio corto per De Pani, ancora Castellucci, prova a ragionare numero 8 e trova dall'altra parte Motta, su di lui sempre De Pizzol. Alessi di prima, è corto il tocco, è sbagliato, Facciolo non ci può arrivare, c'è Cristofoli, però adesso è in mezzo a 4 della Clivense, rimedia proprio Alessi, bravo a recuperare subito dal suo errore. C'è Gasparato libero sulla destra, vediamo se lo serve Castellucci, palla per il 10, arriva la sovrapposizione di De Pani, palla un po' pigra, ancora Gasparato, chiede l'1-2 Alessi, ma si sono strette le maglie del San Zeno e poi questa era troppo complicata come giocata, si finisce con un calcio di punizione per il fuorigioco da parte probabilmente di Memedi. Guglielmi, serie di scontri aerei. De Pizzol, ancora Alessi, recupera un altro pallone e guadagna anche un calcio di punizione. Si è messa subito come voleva la partita la Clivense, soprattutto grazie all'1-2 micidiale intorno al 20° con Facciolo e Memedi, dopo 20 minuti quasi soporiferi. Castellucci, Motta, palla sul sinistro, traversone basso però, sul pallone Pazzoni. Tenuti in anticipo su Mezric. Alessi, Facciolo, hanno sempre parecchia libertà i centrocampisti della Clivense, perché è un po' schiacciato il San Zeno. Castellucci deve difendere il pallone, operazione riuscita, arriva De Pani, palla sul destro, traversone basso, all'indietro, attenzione a Inzerauto che sbaglia un gol che di solito non sbaglia. Sì, era riuscito qui ad avventarsi sul pallone, approfittando anche del difensore del San Zeno che era scivolato. Questi qua sono i suoi palloni, comunque ha provato a girare in porta leggermente alto. Un'altra bella azione, Jacopo, partita anche questa volta dai piedi e dalla mente di Castellucci.
Sì, abbiamo detto più volte, no, che da quando Castellucci non gioca più nel ruolo di regista, no, centrale, ma appunto in quel ruolo lì ultimamente è posizionato Facciolo, lui è libero, no, un po' di inserirsi, di allargarsi sulla fascia e di trovare appunto con le sue giocate gli attaccanti. Davvero un cubo di Rubik per la difesa del Sanzeno finora. Simone Castellucci, che ha costruito gli assist per i due gol della Clivense. E la Timi. Alessi corre e tiene in campo il pallone. Motta un po' senza guardare. Sì, un po' frettoloso qui. Bazzoni. Motta cerca di farsi perdonare con un anticipo e un dribbling ai danni dello stesso numero 6 del Sanzeno. Poi trova tra le linee Inzerauto, che è in posizione regolare. Era fuori gioco Memedi. Attenzione Inzerauto con il destro. Si mette in proprio 3-0. E abbiamo detto, no, se non si era sbloccato settimana scorsa, il Kevin non può stare per tanto tempo a secco, e quindi subito qui è ritornato al gol. E qui tanto merito davvero a Daniele Motta, che prima ha sbagliato un passaggio, poi ha effettuato un anticipo, un dribbling e la verticalizzazione. Inzerauto, che era sul filo del fuorigioco, ha fatto tutto da solo, un po' alla Inzaghi, nonostante ci fosse Memedi che reclamava il pallone a 1 metro dalla porta. Infatti i giocatori del Sanzeno si mettono a lamentarsi con l'arbitro, ma vi possiamo assicurare che la nostra postazione, almeno Inzerauto, fosse in gioco. Sì, qui sono scappati in 2 proprio sulla linea del fuorigioco. Inzerauto poteva o passarla a Memedi oppure coraggiosamente ha trovato l'angolino preciso per il 3-0. 18 gol in campionato per Kevin Inzerauto, che si avvicina al capocannoniere del girone B di terza categoria, ovvero Martini dell'Atletico Squarà, contro cui giocherà appunto in questa sfida, nella sfida quella tra Bomber Inzerauto, domenica appunto sul campo di Montorio. Facciolo adesso sul velluto. La Clivense Sanzeno sembra aver davvero accusato il colpo. Frastornata la squadra di guerra. Prova a smentirci Mettifogo. Scivola Metric. Gioco facile allora per De Pani. Alessi, libertà di girarsi e scegliere. Trova Facciolo, che fa la stessa identica operazione. Sparato per Tenuti. Suonano i tamburi della Northside 94. Clivense a gonfie vele sulla strada del primato e della difesa del suo primato in classifica. Alessi, Gasparato di prima, dall'altra parte c'è De Pani, aggancio morbido con l'esterno, prende la mira, traversone con il destro, pensa anche alla rovesciata Alessi, era davvero impossibile. Ci sta però il gesto lì, ormai lui era avanti rispetto alla traiettoria del pallone, non si è poi fidato di questa rovesciata. Se ci fosse stato De Martis forse lui l'avrebbe provata, sappiamo che lui ci prova spesso. Pallone già in gioco, Filocamo. Fermato, Memedi. Inzerauto lotta sempre anche su palloni apparentemente fuori dalla sua portata. Castellucci commette fallo questa volta nello scontro con Mettifogo, giocatore classe 2000. Riparte con le mani Sanzeno. Guglielmi per Metric, anticipato da Motta nello scontro aereo, proprio a 2 passi dalla panchina di guerra che guarda il cronometro. Siamo al 36esimo, 3-0 per la Clivense. Tenuti viene spinto in maniera irregolare, era in vantaggio sul pallone, quindi c'è il calcio da fermo. Affidato a Pavone. Abbiamo detto che domenica la Clivense gioca sul campo dell'Atletico Squarà, il Sanzeno invece ospita nello stesso giorno l'Arena. Sanzeno che è 8º in classifica, a 28 punti prima di questa partita, sotto la capolista. Ha pareggiato finora una sola partita.
Cristofoli cerca e trova Bazzoni, poi buono il dribbling di Guglielmi che si avventura in una serpentina in mezzo a tutte maglie bianche, prova anche con il destro, trova Pavoni. Apprezzabile questa conclusione del San Zeno che arriva al minuto 37, è la seconda per la squadra ospite. Bella azione personale qui del terzino Guglielmi, perché appunto gioca praticamente sulla linea difensiva, si è messo in proprio e ha trovato comunque un bello spunto personale. Castellucci, spazio per la cavalcata di Motta sulla sinistra, sterza e rientra Alessi, il velo, Facciolo carica il destro, Loris Facciolo, un po' di frenesia qui, ma tutti naturalmente ci vogliono provare, anche perché il San Zeno spesso si abbassa quasi troppo e ingolosisce i frombolieri della Crevense. Il San Zeno che sì, comunque non partendo male, nel senso abbiamo visto, no, all'inizio che comunque stava tenendo il pallino del gioco, però contro queste Crevense poi basta poco per ritrovarti, come in questa occasione, sotto di 3 reti. Una squadra costruita per non avere punti deboli almeno in questa categoria, la Crevense quest'anno costruita, lo abbiamo detto, tra virgolette fretta e furia, insomma, però alla fine dell'estate, ma costruita anche bene, al netto anche della rosa relativamente corta, perché ci sono stati degli infortuni, ci sono stati dei giocatori che sono stati costretti ad uscire dalla rosa, no? Per questioni di vaccino, alcuni per invece impegni lavorativi, quindi tante variabili che sono intervenute. Non a caso oggi ci sono, come dicevi, solamente 6 giocatori. Attenzione a Inzerauto con il sinistro, Inzerauto 4-0 al 38esimo. Tutto regolare e doppietta di Kevin, quindi ancora di più si conferma il capocannoniere di questa Clivense. 19 in campionato per Kevin Inzerauto, ne ha segnati 2 negli ultimi 7 minuti. Questi sono i suoi palloni, comincia ad assumere contorni e proporzioni molto pesanti per il San Zeno già nel primo tempo. Il confronto con la prima della classe, San Zeno che all'andata, l'abbiamo detto, ha messo in netta difficoltà la Clivense, ha rischiato seriamente di farle perdere 2 punti, si è reso solo di misura. Sì, non ci aspettavamo forse quest'oggi, no? Era partito bene, sì. Però attenzione a Memedi, ne ha scartati 3. Gasparato, viene messo giù poi Memedi. Alessi, ancora Gasparato quasi da fermo. Alessi a spazio, il destro ancora, e ormai è un leitmotiv, proprio un tema ricorrente, quello del tiro da fuori. Un po' disorientato il San Zeno. Attenzione a Filocamo, palla sul destro, limite dell'area deve superare però la barriera fatta dai Latini e De Pani. Alla meglio la Clivense, colpo di tacco di Castellucci in totale fiducia. Gasparato, il lancio meraviglioso da fermo, 40 metri per Inzerauto che cerca di andare via a Guglielmi. Non c'è fallo, dice il direttore di gara. Si sono un po' agganciati i 2 giocatori, ha lasciato correre Bisson. Si rialza Inzerauto. Bazzoni, Guglielmi non aggancia e stavolta è un po' la stanchezza dopo le ultime sgroppate, si fa tutta la fascia spesso e volentieri numero 11. Passivo pesante per il San Zeno, quando comunque ci sarà anche tutto il secondo tempo da giocare. Tenuti, mancano ancora 5 minuti più recupero al termine di questa prima frazione di gioco. Amici, siete in diretta, ricordiamo, sulla pagina Facebook della Clivense, sui canali YouTube di Avelia e della Clivense e in streaming su radioadige.tv e con l'applicazione di Teleradio Adige. Grazie alla squadra Avelia del regista Andrea Colognese e dell'operatore Luca Bozzini. Ancora la Clivense con la palla tra i piedi, dominio assoluto adesso dopo gli ultimi gol. Castellucci a memoria sulla sinistra per Motta, che si sta paradossalmente limitando nelle sue solite sgroppate offensive. Gasparato, Castellucci gioca spesso anche a soli 2 tocchi la squadra di Allegretti. Inzerauto, Facciolo, palla per Memedi che mette dentro. Era tutto fermo, ma altra trama interessante. Bella imbucata, sì.
Sono precisi i centrocampisti della Clivense a trovare i loro compagni che un po' giocano con la linea del fuorigioco. Qui però tutto fermo. Ionita messo giù da Mehmedi, ha preso un pestone, si gioca, rinvia un po' alla cieca, eccolo il fischio di Bisson. Si lamenta Ionita e Inzerauto va a mettere un po' di pace. Sembra un po' Rincon Ionita come fisionomia, come giocatore. Giocava terzino all'andata, mi ricordo, infatti se non sbaglio al numero 2. Esatto. Eccolo lì, giocava proprio sulla fascia sotto la nostra postazione, dove abbiamo preso un sacco di acqua e vento all'andata, ricordo. Un'avventura che fa tanto terza categoria, Sì, categoria. fa tanto calcio vero, ci è piaciuta e alla Clivense ha portato anche bene perché hanno vinto. Attenzione adesso a Bazzoni che si complica la vita da solo, per sua fortuna viene atterrato da Inzerauto, che figuriamoci se gli lascia guadagnare anche un metro. Già battuto il calcio di punizione, Filocamo, anzi Guglielmi cercava proprio il suo capitano. Inzerauto, attenzione, Buono. È molto più veloce di Ionita, che però ringhia su di lui e lo ferma in fallo laterale. Formazione un po' rimaneggiata comunque oggi anche quella del San Zeno, mi dicevano i giocatori Granata nel prepartita. Anche per esempio l'assenza di Grigolo non è da considerare leggera. Ha già battuto con le mani Motta, eccolo servire per Gasparato, palla sul destro. Facciolo deve aspettare che sulla destra arrivi De Pani, passa prima da Mehmedi che apre troppo il piattone. Eccolo De Pani, prova da solo, resiste a un primo attacco, poi però perde il pallone corta. Filocamo si mette nella difficilissima situazione di 1 contro 1 con Elatimi. A 19 gol Inzerauto adesso inizia davvero a far sentire il suo fiato sul collo di Martini dell'Atletico, e domenica ancora lo diciamo c'è proprio Atletico Clivense. Tenuti chiama l'uscita di Pavoni che non accoglie l'invito del compagno, poi si capiscono i due. Ci tiene naturalmente a mantenere il clean sheet, la porta inviolata. La Clivense ci ha preso gusto. Ultimo gol subito quello di Corbiolo. Attenzione a Medric, interessante il suo gioco di tacco, non ci casca la Clivense. Metti Fogo, palla sul destro, quindi lui Castellucci non gli dà metri, rinvio poi di Tenuti con la testa. Arriva Feraudo, lì c'è un rimpallo, prova ad andare via a Inzerauto e guadagna un corner. Momenti di diciamo orgoglio del San Zeno, che comunque quando supera la metà campo e riesce a portare abbastanza uomini, no? Nella tre quarti avversaria, può provare a costruire situazioni interessanti. Bella bandierina con il destro, palla battuta corta, però c'è Facciolo, deve perfezionare poi un tocco con il braccio da parte di De Pizzol, che si arrabbia, però era larghissimo quel braccio. Si riparte da Pavoni quando siamo ormai al 45esimo e vediamo se l'arbitro alza la mano e se riusciamo a vedere il numero di dita del recupero, che non l'abbia già fatto. Motta, Inzerauto, disorienta tre giocatori con delle finte. Castellucci prende la mira e scarica contro l'avversario. Probabilmente c'è già qui il fischio della fine del primo tempo. Abbiamo visto l'arbitro controllare più volte il cronometro. Mentre il fischietto in bocca siamo vicinissimi al termine della prima frazione di gioco. Eccolo qui infatti Luca Bisson, che ci prende in parola e senza praticamente recupero decreta la fine dell'ostilità per questa prima metà della partita. 4-0, Jacopo Facciolo, Mehmedi e doppietta di Inzerauto, tutto facile dal 20° in poi. Sì, si è sbloccato Facciolo, si sono confermati i
invece Mehmedi e Inzerato, quindi partita già in discesa nel primo tempo per la Clivense. Vediamo come scenderanno in campo anche i giocatori del San Zeno per un secondo tempo che comunque dovranno cercare di limitare un po' i danni. Noi ci fermiamo, amici sportivi, con il termine del primo tempo, ma torniamo tra pochissimo per le interviste in diretta dagli spalti dello stadio Olivieri. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Di Via Sogare siamo nell'intervallo di Clivense San Zeno, 4-0 per la squadra di casa dopo i primi 45 minuti. Parliamo con Emiliano Martinelli di Calcio Time. Mi fa molto piacere, Emiliano, averti qui. Tu hai seguito sempre la Clivense quest'anno. Allora, avevamo detto anche in sede di telecronaca, primi 20 minuti che sembrava non averne voglia, no? Quasi la squadra di Allegretti, e poi all'improvviso ha deciso di accelerare e non c'è stato più nulla da fare per gli avversari. Sì, io dico che più che non averne voglia, secondo me ha trovato una difesa avversaria abbastanza quadrata e poi trovato il primo è riuscita ad incrementare il vantaggio, a dilagare, e gli avversari hanno accusato pesantemente il colpo e si è visto il divario tecnico tra le due squadre. Senti, sono questa partita, poi altre 4, compresa quella finale proprio col Borgo San Pancrazio di fine aprile, poi si riposa, invece gli altri giocano. Com'è il ruolino di marcia, visto anche le squadre che mancano da affrontare, che sono di altissimo spessore? Sì, sicuramente la Clivense ha un finale di stagione piuttosto complicato, complesso, perché affronterà avversari, come hai detto giustamente tu, di un certo livello. E sicuramente la vittoria di oggi, come penso che arriverà, insomma, visto il largo vantaggio, darà una grossa mano alla squadra di Allegretti, perché oggi il Borgo riposa, quindi ha la possibilità la Clivense di andare a +9, per cui è un ulteriore motivo per mettere pressione alla prima eseguitrice. Sicuramente le prossime avversarie sono complicate, ma la Clivense potrebbe chiudere la pratica anche a breve. C'è un rischio, se può esserci, quale può essere in questo finale di campionato, per appunto avere la possibilità di perdere un primo posto che è stato ampliamente non solo meritato ma anche costruito e mantenuto e difeso? Forse magari i 9 punti di vantaggio che potrebbero verificarsi alla fine di questa partita potrebbero indurre magari la squadra di Allegretti magari a prendere con un po' più sottogamba magari i prossimi impegni, però non credo che sarà così, perché Allegretti è capace di tenere tutti sul pezzo, quindi difficilmente avranno dei cali di tensione, quindi
Il rischio c'è, ma secondo me è minimo, sono più i vantaggi che la Clivense acquisirà dopo questa partita. Grazie Emiliano Martinelli di Calcio Time, grazie mille, noi ci fermiamo un attimo, abbiamo l'intervista realizzata dall'ufficio stampa della Clivense subito alla fine del primo tempo a Nicola Tenuti e poi torniamo con un altro ospite. Quanto è importante trovarsi in vantaggio su questa partita nel primo tempo 4-0? Tanto, l'abbiamo approcciata bene, dobbiamo continuare così, però chiudere nel primo tempo è bene, magari riusciamo un po' a gestire le energie visto il momento e il caldo. Senti, i primi 10 minuti siete sembrati un po' compassati, i passaggi non erano tutti giusti, è sembrato che non trovaste le misure, poi? Oddio, loro sono chiusi molto, infatti non vengono a pressarci alti, erano molto stretti quindi era difficile trovare gli spazi, poi sono stati bravi Castellucci, Nicolò e Gaspa a trovare gli spazi giusti e ogni volta che attacchiamo facciamo male. Ho visto che ci sono state un po' di polemiche tra di voi, per i fuorigiochi. No, vabbè, ma sono cose che succedono nel calcio. Grazie. Rieccoci, abbiamo sentito Nicola Tenuti della Clivense, adesso invece sentiamo Giuliano, un abitué, un fedelissimo della Clivense o dell'ex Chievo naturalmente come si definisce e quindi un tifoso, la parola a lui, tanta esperienza e sei qui e siete qui anche in questa categoria. Sì, siamo qui in questa categoria, abbiamo tutte le trasferte bene o male le ho fatte, ho saltato quella col Crezi perché avevo problemi di lavoro, non ho potuto venire, però mi sono fatto una vestina nuova, sono andato a Soave, le sono girata quasi tutte qua in casa, non ne ho persa una. Importante, la bellezza è che seguire la squadra è una cosa bella, al di fuori della categoria si spera che l'anno prossimo ci sia qualche categoria un po' più superiore, degna di una società nata in pochi giorni. E la speranza è quella. Io invito anche tutti quelli che magari guardano, che magari hanno visto la prima partita con l'Arena Verona, di ritornare in più. Siamo in tanti anche stasera, la prossima sarà a Montorio dove io abito, quindi giocherò una partita, vedrò una partita con una squadra che è la seconda squadra di Montorio e seguirò la Clivense nel mio paese a pochi metri da casa. Beh, tantissimi contenuti, Giuliano sa veramente il fatto suo perché parla molto e evidentemente è un argomento che ti appassiona. A proposito di passione, al di là di quello che voi seguite volentieri, è anche bello da vedere, cioè l'ambiente, il gioco che fanno, è tutto piacevole, penso, per chi sta fuori e vede queste situazioni. Quello è inimmaginabile. Non conosco tutti i nomi dei giocatori perché bene o male è una squadra nuova e quando sei in compagnia, oltre a guardare la partita, a guardare le belle azioni e tutto quanto, parli con questo, parli con quello, è veramente un'unione. Si spera di andare in trasferta molto più lontano dalla provincia l'anno prossimo. Ve lo auguriamo, naturalmente un suggerimento così scherzoso per imparare i nomi, Giuliano, potrebbe essere mettersi un auricolare e ascoltare le nostre telecronache dirette, così hai l'impressione di averle tutte sotto mano. Grazie Giuliano, in bocca al lupo. E torniamo in studio e siamo pronti per il secondo tempo di Clivense San Zeno.
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Siamo di nuovo in diretta, amici sportivi, dallo stadio Aldo Olivieri di Via Socare per il secondo tempo di Clivense Sanzeno. Tutto pronto agli ordini del signor Luca Bisson della sezione di Legnago. 4-0 al termine del primo tempo con le reti di Facciolo, Memedi e doppietta di Inzerauto. Ben tornato anche a Jacopo Segalotto della cronaca di Verona. Grazie Luca. Allora, vediamo se ci sono dei cambi. Nella Clivense non ne vedo. No, esatto, vediamo Allegretti che sta parlando forse con Braga, che quest'oggi è a disposizione, quindi probabilmente anche visto il largo risultato in favore della Clivense, probabilmente entrerà in campo. Tutto pronto, si comincia, amici sportivi, si riparte dal 4-0 per la Clivense. Buon divertimento. Palla per Tenuti, abbiamo visto nel frattempo all'intervallo in tribuna con il preparatore Zarandris. Attenzione a Gasparato, subito l'allungo, palla sul sinistro. Tentativo di traversone, Ionita in tuffo acrobatico, ma Clivense subito in accelerazione alla ricerca del pokerissimo. Palla affidata a Facciolo sul destro, scivola Inzerauto, poi c'è Castellucci, corre Inzerauto, un fischio da parte di Bisson mette tutti d'accordo e si riparte col calcio di punizione. Dicevamo, abbiamo visto in
tribuna durante l'intervallo insieme al preparatore atletico della Clivense Zanandreis, 2 infortunati, Vallese e Pasinato, che comunque conta di tornare prestissimo, ci ha detto, sicuramente non si diverte a stare in tribuna. De Pani anticipa anche Elatimi e si rifugia da Pavoni. Sì, abbiamo, poi ci diceva anche che Vitale in panchina non è al meglio, quindi probabilmente se non servirà non entrerà in campo. Infatti lui è l'unico insieme a Squizzi che è seduto in panchina, invece gli altri giocatori si stanno tutti riscaldando. C'è un giocatore nuovo in campo e questo con la palla, il numero 15 Pollina, che mette all'indietro, trova Tenuti ma è un rinvio non preciso. Attenzione poi a Tenuti che attenta alla propria porta, quasi un autogol. Nessun problema per Pavoni. Attenzione a Inzerauto, scontro aereo con il numero 5 Presot. Si rimette dal fondo Bazzoni, rischia ma trova dall'altra parte Guglielmi, che si è scambiato di fascia con Feraudo perché adesso gioca a sinistra. Attacca ancora il Sanzeno, palla lunga dall'altra parte, Motta, diagonale perfetta in anticipo su Filocamo, altrettanto buono l'impatto con il pallone senza svirgolate, sventata la minaccia, ecco Guglielmi con le mani. Dicevi bene Jacopo della difficoltà insomma di oggi di stringere i denti per la rosa corta, può essere utilissimo anche quel giorno in più della settimana di gioco rispetto al solito. Di solito gioca quasi sempre sabato la Clivense, invece abbiamo detto giocherà domenica, questa gara molto delicata e importante ma anche molto affascinante sul campo dell'Atletico Squarà. Scambiano tra Motta e Alessi, Facciolo, diverse opzioni per l'11, viene scelto Elatimi, ancora Alessi, dovrebbe essere uscito movimento tra le linee, attenzione di Castellucci, poi Gasparato per Memedi, l'uscita di Artioli, era interessante questa palla del Gaspa per giocatore macedone che non può arrivarci, dicevi Jacopo. Sì, che dovrebbe essere uscito il numero 8 Cristofoli da parte del Sanzeno per fare punto posto, dicevi, a Pollina col numero 15. Grazie per questo tuo intervento. Attenzione adesso a Inzerauto che prova in mezzo a 2, costringe al calcio d'angolo Feraudo e resta in zona di attacco la Clivense con il destro ad uscire di Francesco Gasparato. Salgono le torri, compreso Elatimi che naturalmente è il più alto di tutti. Si ferma però il marocchino. Perché il Sanzeno difende con pochi uomini, sono ben 3 gli attaccanti rimasti sulla linea del centrocampo. Gasparato approfitta di un rinvio corto di Ionita, palla sul destro, poi chiama Facciolo. Tenuti, c'è Motta libero, lo ignora Tenuti e sceglie invece Elatimi. Gasparato, sovrapposizione di De Pani, palla invece per Castellucci che ha spazio, può girarsi, effettuare il traversone per Memedi, altra traversa con il portiere avversario pietrificato. Sì, non poteva arrivarci, era preciso il colpo di testa fin troppo, perché appunto si è andato a stampare sulla traversa. Qui invece non abbiamo dubbi, la palla poi non è entrata, è rimbalzata però poco oltre la linea, però a grande occasione per Memedi. Occasione anche per lui di andare in doppietta in questa giornata, sempre un giocatore che sa abbinare in maniera molto efficace la quantità alla qualità, Skelzen Memedi, naturalmente idolo della tifoseria per il suo impegno e la sua generosità e anche, diciamolo Jacopo, per la sua simpatia. Senza dubbio. Con le mani Guglielmi, palla lunga per Mezric che di testa contro Elatimi non la può vedere. Rinvio del marocchino, palla lunghissima verso Inzerauto, la prende Ionita, Feraudo a caso trova Facciolo, è da solo libero di impostare. Gasparato mentre arriva velocissimo Motta in sovrapposizione, 2 tentativi per servire Alessi, secondo riuscito. Facciolo, Gasparato, di prima per Alessi, ancora il 10,
chiamano la palla sia. Attenzione, eccola lì. E poi Inzerauto viene anticipato con la porta vuota, Sì, occasionissima per il 5-0. Sembrava ormai cosa fatta, invece all'ultimo è stato anticipato Inzerauto dopo un po' la svirgola, no, da parte del portiere. Grande occasione. 2 occasioni grosse, colossali, consecutive per la Clivense per portare a 5 i propri gol, prima con Mehmedi, poi con Inzerauto. Le 2 frecce più accominate nella faretra di mister Allegretti. Tenuti, Facciolo, corridoio centrale, tutto in verticale per Alessi, guadagna metri la Clivense, c'è Motta, area di rigore, palla sul sinistro, in mezzo, anticipato, poi adesso il destro, ribattuto, ancora vuole entrare anche Motta nel tabellino dei marcatori. Tenuti, non riesce lo scambio con Motta, Filocamo, poi ragiona Di Pizzol, verticale per Medric, anticipo secco di Tenuti che si accontenta di regalare la rimessa e guadagna la posizione. Ha spazio però la Clivense da quando Ecco un cambio, entra Luca Moretto, ex Alba Borgoroma, ex Marchesino, giocatore classe 81 con il numero 18 al posto di Bazzoni. Tanta esperienza per Luca Moretto, giocato anche nel Caselle, insomma giocato in prima categoria diversi anni. Consegna il bigliettino del cambio al direttore di gara, vediamo se va a posizionarsi nella stessa zolla di campo di Bazzoni, sembra proprio di sì, quella davanti alla difesa. Un playmaker, il numero 18. Gasparato, contrastato proprio da Moretto, rinvio subito a cercare e trovare Inzerauto, su cui però ringhia in maniera efficace Presot. C'è Castellucci, verticale per Mehmedi, non può funzionare. Buon lavoro di Pollina, poi il pallone è un po' corto, cerca un improbabile tunnel proprio Moretto ai danni di Castellucci, arriva però di gran lena Guglielmi. Si è fatto male però Presot nell'intervento di prima, infatti ora è a terra. Presot, un giocatore che ha segnato 2 gol nella scorsa partita, nel 5-2 ai danni del Pozzo. I suoi primi 2 gol in campionato. Vediamo se ce la fa a rimanere in campo, sembra parecchio zoppicante il numero 5. No, probabilmente verrà sostituito, infatti vediamo che c'è movimento in panchina del San Zeno. Non sono buone notizie naturalmente per il San Zeno. Vediamo che giocatore prende il posto di Michele Presot, classe 90. Credo sia il 13. È il 13 ed è Enrico Pizzigallo, che è il giocatore che ha segnato, Jacopo, all'andata il gol del 2-1 per il San Zeno. E si riprende quindi con la palla fra i piedi di Pavoni. Si è giocato poco ultimamente, siamo al 10° del secondo tempo, sempre sul 4-0, un risultato che ha pericolosamente vacillato e traballato, soprattutto per effetto della traversa colpita di testa da Mehmedi pochi minuti fa, ma anche con quella grande occasione a porta vuota per Inzerauto, anticipato proprio all'ultimo momento. Palla per Tenuti, Facciolo, scambio con Castellucci, tocco un po' corto. Attenzione. Moretto lancia per Medric, area di rigore, Medric da solo, Pavoni, non è finita, De Pizzol si divora il gol del 4-1, doppia colossale occasione, grande uscita di Pavoni. Grandissimo intervento. Qui si è proprio frapposto ormai all'attaccante del San Zeno, che è andato a colpo sicuro, ma è riuscito in qualche modo a murare qui il numero 1 della Clivense. Poi invece l'attaccante non ha trovato sulla ribattuta la porta. Si salva la Clivense qui, che stava rischiando comunque. Momento di leggerezza a centrocampo, perché non si sono capiti Castellucci e Facciolo, tra l'altro non 2 giocatori di primo pelo, quindi sicuramente un calo di concentrazione.
Motta allunga la falcata, superato il primo avversario deve arrivare Feraudo a metterci la toppa. Eccolo Facciolo, ancora per Castellucci. Sale un po' la pressione dei centrocampisti del San Zeno, hanno capito che il problema è quando riescono a giocare bene i centrocampisti della Clivense. Tenuti per i latini. Nel frattempo si prepara un doppio cambio, almeno, forse triplo. Vediamo. C'è Olivieri pronto? Sì, e Braga. Vediamo se si riposano anche gli avanti della Clivense, visto anche i ruoli, o se Olivieri prenderà, come fatto 2 partite fa, la fascia. Fuori De Pani, se vedo bene. No, forse resta in campo De Pani. Sì, un attimo di attesa. Sembrava Gasparato nel primo momento. Castellucci forse addirittura. Allora, proprio De Pani. Questo l'avevamo visto. Al suo posto Olivieri, che quindi probabilmente o passano a 3 in difesa o fa ancora il terzino, come 2 partite fa, e invece si mette proprio lì Olivieri, eccolo qua. E sembra che sia un cambio solo, a meno che non ne facciano un altro, ma viene forse posticipato. Sì. Allora, dentro Olivieri al 13° per De Pani, nuovo terzino riadattato, Giulio Francesco Olivieri. Buon numero qui da parte del 15, che probabilmente si è portato fuori il pallone. Si prosegue e la Timi. Pavoni, rinvia lunghissimo dalle parti di Memedi, ma la palla è fuori. Sì, Olivieri la scorsa partita qui in casa, no? Era stato adattato a terzino e comunque si era ben comportato, e lui poi nelle interviste post partita ci ha detto appunto che non è il suo ruolo, però comunque pur di mettersi a disposizione della squadra giocherebbe anche in qualsiasi posizione. Attenzione al batti e ribatti, De Pizzoli in aria, trova il passaggio e poi il passaggio Tenuti è stato salvataggio clamoroso con la porta vuota e Medric a 1 millimetro dalla riga. Che cosa ha salvato Tenuti? Sì, ormai sembrava che non ci fosse più nulla da fare, invece Tenuti all'ultimo ha anticipato l'attaccante, e quindi si è visto soffiare il pallone che ormai stava per depositare in rete. Ed eccolo qui invece gli altri 2 cambi, quindi entra Braga per Gasparato. Eccoli qua, allora gli altri cambi, vediamo se prima viene fatto battere il corner. No, Gasparato non può battere questo corner su cui si era appunto avvicinato. Grandi applausi del pubblico. Però adesso ho visto un 8, forse esce anche Castellucci. Così infatti, fuori Castellucci e Gasparato, insomma, che possono riposare e rifiatare. Al suo posto entra Tommaso Davì. Diciamo, no, che per minuti giocati e reti comunque è il migliore della Clivense, perché è uno dei migliori marcatori, tra l'altro dietro a Inzerauto, Memedi e Pasinato, insieme a Braga proprio, che è entrato anche lui adesso. Si fa trovare sempre pronto Davì quando entra. Braga con una vistosa fasciatura al polso, un giocatore che di professione fa il dentista. Sì, ci raccontava in un'intervista che ha subito un infortunio appunto alla mano già ormai qualche mese fa, quindi adesso dopo l'operazione è costretto a giocare con questa vistosa fasciatura. Prova ad attaccare il San Zeno sulla sinistra. Mettifuoco per Guglielmi. Moretto. Buona gestione del pallone in mezzo proprio tra Braga e Davì, nuovi entrati. Ancora Tenuti, in assoluto uno dei migliori in campo, davvero, non ha sbagliato niente. Sì, soprattutto dopo anche quell'intervento miracoloso a salvare la porta di Pavoni e a mantenere ancora il clean sheet del suo portiere.
Era andato veramente a millimetri dal 4-1 il San Zeno, stavolta era giusto il pallonetto ai danni di Pavoni, che era stato superato dalla sfera. Tenuti ha anticipato Mezzeris praticamente sulla linea di porta. C'è un cambio, è uscito. Allora entra il 14 che si chiama Montanari, è un classe 86. È uscito il 17, vediamo, sta passando Filocamo, sì, che tra dietro l'altro a sua volta era entrato un po' a sorpresa a inizio della gara, come testimonia appunto il suo numero. Comunque al suo posto c'è Montanari con il 14. Rimane un cambio adesso invece a San Zeno, invece Allegretti ne ha ancora 2. Attenzione a Inzerauto che cerca Davi, velocissimo, ma sul pallone ci arriva prima il portiere Artioli. E stranamente Allegretti non ha fatto rifiatare nessuno, no? Dei due attaccanti, Mehmedi e Inzerauto, che quindi sono ancora in campo. Di solito Davi entra per uno dei due, invece adesso si sono posizionati Davi e Inzerauto davanti con Braga trequartista e Mehmedi che è arretrato quasi a centrocampo. E inoltre vediamo anche Motta sulla destra, che è un'altra notizia. Sì, con Tenuti che adesso è venuto qui sulla sinistra e Facciolo che è arretrato in mezzo alla difesa, quindi qualche spostamento, no, in campo per Allegretti. Palla per Mehmedi, un po' a metà strada sulla linea del difensore, che è Feraudo, appunto arriva in anticipo il numero 3 e Tenuti va addirittura a battere lui l'out, dimostrando quanto dicevi Jacopo, ovvero di aver innalzato parecchio il suo baricentro. Braga, primo pallone toccato, lo scambia con Tenuti. Ancora Braga, 1-2 con Mehmedi, palla sul destro del Mirino. Deve ricominciare da Alessi e da Facciolo la Clivense. Olivieri. Mehmedi sponda e riparte. Olivieri gioca 2 tocchi la squadra di Allegretti. Motta ha però la palla sul destro. Ecco Braga, grande movimento davanti, poi Olivieri cercava Braga, trova forse Davi che non ci arriva. Sì, si è fermato Braga perché ostacolato forse da una trattenuta dell'avversario per la maglietta, infatti si era andato a lamentare con l'arbitro che però non ha ravvisato il fallo. Diciannovesimo, siamo ancora sul 4-0 con 2 grosse occasioni per il San Zeno di attentare all'imbattibilità di Pavoni. Artioli, Feraudo, palla lungo linea, c'è però Tenuti che la lascia anche scorrere. Mehmedi, aggancio e rotazione a cercare Alessi. Tenuti, Facciolo. Sembra aver superato indenne il momento di leggerezza. La Clivense poteva, non dico costarle caro, però almeno sul fronte del messaggio al campionato. Sì, c'è stato un attimo di panico, ma in qualche modo si è salvata. Ma è tutto il giorno, no, che diciamo che non deve avere carichi di concentrazione in generale, ma neanche in particolare, magari va bene. Davi con il destro, palla che stava per diventare un assist per Mehmedi, non ci ha creduto il macedone. È sfumata anche questa occasione, primi spunti e prime sterzate di Tommaso Davi nell'area di rigore ospite. Arriva a battere Pizzigallo. Pallone prima della linea di centrocampo, Alessi con la testa, Olivieri anticipato, poi Alessi viene trattenuto in maniera irregolare proprio dal nuovo entrato Montanari. Mehmedi cerca l'1-2 con Braga che l'aveva servito con un tocco felpato. Poi si mettono in difficoltà da soli i difensori del San Zeno. Ultimo tocco è di Mehmedi.
Qualche problema per David Soul, vediamo se riesce a recuperare il capitano. Eccolo qui, il cenno d'intesa con il direttore di gara. Sì, c'era anche Alessi che stava zoppicando, però ha fatto un cenno che va tutto bene alla sua panchina. Lo stesso Alessi infatti suggerisce bene per Motta, intervento poi ancora una volta acrobatico di Ionita che si tuffa su ogni pallone. E la Timi, momento magari non esteticamente perfetto il piano della tecnica per questa gara. Avanza il San Zeno con il numero 15 Pollina, area di rigore Pollina, serie di finte contro finte, poi Facciolo gli sbarra la strada, concede comunque il corner al San Zeno che nel momento in cui prova ad alzare la testa ha saputo anche rendersi pericoloso. Sì, qui è la terza volta che si fa vedere in attacco il San Zeno e comunque conquista un prezioso calcio d'angolo. La palla è direttamente su Pavoni che rinvia di pugno. Moretto, sinistro, lento e pigro. Ne approfitta Braga e poi stava per lanciare in porta Inzerauto sulla traiettoria. Sarebbe andato via da solo. C'era Ionita. Tenuti con calma olimpica. Si libera del pallone e poi cerca anche Inzerauto che forse riesce a mantenere l'equilibrio incredibile. Lo scambio e lo scontro con Ionita che è davvero un mastino. Sì. Ha ringhiato qua il numero 2 del San Zeno, ma in qualche modo è rimasto in piedi Inzerauto con la sua caratteristica principale, ovvero la grinta e la caparbietà. Invece dicevamo di Alessi che da qualche minuto che ha qualche problema al piede sinistro, infatti ora si accascia a terra, ci sarà bisogno dell'intervento del massaggiatore. E allora ne approfittiamo per ricommentare questa azione molto bella che abbiamo visto tra Inzerauto e Ionita, due giocatori che tutta la partita che si sfidano un po' nella velocità e nello scontro fisico, hanno lo stesso numero più o meno di centimetri, diversa sembra la caratura e la corporatura del giocatore rumeno e hanno due bei temperamenti. Anche in questo caso Ionita ha compiuto una sorta di miracolo difensivo perché era scivolato, era per terra, ha rimontato lo stesso Inzerauto che a sua volta cercava di non cadere e poi gli ha buttato la palla in calcio d'angolo. Davvero belli da vedere questi due. Certo. Vediamo Alessi che nel frattempo esce dal campo, vediamo, dovrebbe farcela. Vediamo se può anche rientrare. C'è ancora Cavallaro e c'è anche Vitale in panchina. C'è proprio Cavallaro che si sta scaldando mentre Vitale non sembra per ora averne intenzione. Vediamo come accoglie Allegretti questa notizia, ma forse può rientrare in campo. Attenzione ancora al calcio d'angolo e ci sarà un bis, un déjà vu, perché si torna dalla bandierina, questa volta però dall'altra parte. C'è Inzerauto che si incarica del pallone, però è lo stesso Braga che si fa tutto il campo per il largo e va a battere dall'altra parte, quindi questa volta traiettoria ad uscire con il destro. C'è Olivieri libero al limite dell'area. Abbiamo visto la Clivense qualche volta optare per questa soluzione. Artioli, molto buona la sua presa aerea. Sì, c'era alle sue spalle e la Timi pronto a colpire, ma è stato anticipato dal portiere del San Zeno. C'è stato anche un fallo probabilmente in attacco perché si batte con un calcio di punizione. E nel frattempo invece nell'altra partita abbiamo detto prima Vestenanova Virtus, e la Virtus è in vantaggio per 1-0. Virtus che quindi aggancerebbe in questo caso proprio il Vestenanova al terzo posto della classifica con una partita in meno, giocata proprio dalla squadra di Borgo Venezia. Moretto, Tenuti, 1000° anticipo della sua partita. Li hai contati tutti? Forse per difetto. Motta, Olivieri prova a rallentare anche a volte la Clivense proprio per non invogliare il San Zeno a qualche accelerata. Lezioso qui Braga di tacco, ma non c'era nessuno alle sue spalle. Guglielmi ha ricevuto da Ionita che adesso deve guardarsi da Inzerauto. Buon lavoro ancora del numero 2, altro giocatore di esperienza e anche di una discreta importanza per lo scacchiere di guerra. Pavoni
Si abbassa Facciolo, ma si va dai latini, anzi ancora più in là da Motta. Incontro Braga, in mezzo a 3 però. Alessi, adesso un po' ferme le due squadre, ritmi che sono calati. Facciolo, Motta, buon lavoro per Alessi e per Memedi che è qui sulla sinistra, fronteggiato da Capitana De Pizzolla, fatto fuori con dribbling secco, palla sul destro, c'è Olivieri, può tentare anche il tiro Olivieri, se la mette sul sinistro, poi lo scambio con Davì, stava per restituirgliela con la suola, ancora Memedi, non è finita, palla in aria per Davì che è il giocatore probabilmente più basso in campo, non ci arriva, ci sono anche dei crampi per Guglielmi, vediamo se l'arbitro la vede, e infatti c'è Artioli che sta aiutando il proprio compagno di squadra, ha corso tantissimo Guglielmi, davvero su tutte e due le fasce, lungo tutta la dimensione del campo in verticale, e adesso un po' la stanchezza si sente. La brutta notizia per lui è che è solo il 27esimo. Ma per carità, però ti dico, a livello di sensibilità non so se sia il pulsante che è così. Va addirittura a prendersi il pallone da solo l'arbitro, questa è una scena che non sempre si vede sui campi di gioco. La porta direttamente a Memedi che resta in zona d'attacco perché ce l'aveva la Clivense. Ancora Memedi in mezzo a tutti i giocatori del San Zeno, poi rischiosissimo il passaggio all'indietro di Mettifogo, se la cava Artioli, tenuti come sempre, butta acqua invece sul fuoco e rallenta tutto. Alessi, scambio con Olivieri, Braga viene sempre a prendersi il pallone in modo da poter innescare il suo destro. Motta, Olivieri riceve un pestone da parte di Montanari che chiede scusa, e Latimi. Motta con due avversari su di lui, il primo gli ruba il pallone ma concede comunque il corner. Salgono allora sia Facciolo, forse anche il Latimi che stavolta vediamo che sta infatti dicendo ad Alessi fermati, che sono in due con la maglia granata. C'è anche Motta che arretra un pochino, quindi un 3 contro 2, quindi Alessi, Tenuti e Motta, oltre a Pavoni naturalmente, per tenere due giocatori del San Zeno. Palla in mezzo che resta lì, se la ritrova tra le braccia Artioli che pensa subito al rinvio effettuato, palla però svirgolata completamente, non arriva nemmeno a metà campo. E poi Motta, addirittura un tiro in porta, forse più per evitare e scongiurare contropiedi che stavano nascendo per il San Zeno. Prova a ripartire la squadra di guerra. Guglielmi, Artioli, scambio tra Mancini. Sulla destra allora chiamato Feraudo, lancio lungo, non ci può arrivare Medric che ha avuto un'occasione colossale qualche minuto fa. Memedi, impatto perfetto sul pallone per Alessi, bella l'azione in orizzontale, fluida da parte della Clivense. Braga, tutto giusto, c'è però Guglielmi che ne ha ancora, forse c'è un calcio di punizione a favore della Clivense, non abbiamo visto, sembra fermo il gioco, o un fuorigioco? Non sembrava fuorigioco quello di Davì. È fallo, ho visto bene, è fallo. No, punizione. Punizione a favore del San Zeno, sì, forse per fuorigioco, sì. Rivio di Pizzigallo, palla lunga, Motta anche con la testa. Mettifogo. All'indietro Guglielmi. Non trova spiragli la ripartenza del San Zeno. Ancora Mettifogo. Il contrasto fortissimo con Olivieri che viene invitato a raffreddare un po' lo spirito. Era andato comunque anche e soprattutto sul pallone il giocatore numero 14 della Clivense, ha avuto la peggio il suo diretto avversario. Eccolo allora l'ultima sostituzione per la Clivense, mi sembra Cavallaro, esatto, anche perché manca solo lui, no, c'è anche Vitale volendo, sì, che però non dovrebbe entrare, e Zerauto. Zerauto che quest'oggi si è confermato il capocannoniere della squadra con una preziosissima doppietta.
Si prende gli applausi del suo pubblico come sempre Kevin Inzerauto, sicuramente soddisfatto sia della prestazione che del proprio bottino personale. Come detto va a 19 e domenica a Montorio, sfidando l'Atletico di Squarà, potrà vedere faccia a faccia l'unico giocatore del girone che finora ha segnato più di lui, ovvero Martini, proprio dell'Atletico. Spazio dunque anche per Gabriele Cavallaro, classe 2003, il più giovane di tutti. Esatto, insieme a Vallese. Vallese però gli anni li ha già compiuti, anzi Vallese li fa in dicembre, quindi è più vecchio, sì, è più giovane lui. Cavallaro comunque abbiamo detto che ha fatto gol. Sì, si è già sbloccato. Ha fatto un gol anche lui e quindi ormai hanno segnato quasi tutti, tranne naturalmente il secondo portiere per adesso, a meno che non si inventino di fargli tirare un calcio di rigore, e gli altri hanno segnato tutti. Sì, di quelli di oggi sì, tranne appunto Facciolo che si è sbloccato quest'oggi, quindi quelli che abbiamo in distinta a quanto pare sono tutti andati in gol. Sicuramente una di quelle cose che fanno contenti gli allenatori, mentre Mehmedi ha ancora fiato per pressare i propri avversari. Sembra avere un polmone in più il numero 7 della Clivense, ma anche un cuore in più a volte, visto l'animo pugnandi che mette in campo. Sì, Mehmedi senza dubbio sta bene atleticamente, fisicamente, perché se Allegretti gli ha chiesto di fare l'interno di centrocampo, vuol dire che comunque ha ancora fiato e corsa a mettere a disposizione della squadra. Braga aggancia il pallone sulla destra con l'esterno per Motta, che stringe i denti, cerca di farsi ancora tutta la fascia. Olivieri 1 contro 1 con Guglielmi, siamo vicino alla linea dell'out. Ancora Braga, che evidentemente è il play offensivo adesso della squadra di Allegretti. Davì, pallone corto ma Alessi tiene anche questo. Tenuti Mehmedi, su di lui De Pizzol, vediamo se cerca il fondo. Mehmedi di solito rientra, lo fa infatti con il destro, trova Olivieri, c'è libero Braga che può caricare il destro, eccolo con il destro Braga! Di poco qui al lato del palo, il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Sappiamo che Braga comunque ha questi colpi. Altro brivido sulla schiena di Artioli, che era rimasto congelato sulla sua linea. Preghiere esaudite. Palla ancora però tra i piedi dei giocatori in maglia bianca. E la Timi. Alessi di prima, il velo di Olivieri che ha visto Motta sulla traiettoria. Ancora Braga. Primo pallone di Cavallaro, giocato bene indietro per Alessi. Tenuti. Mehmedi con il destro a cercare ancora Davì, poi Guglielmi deve stare attento perché Davì è molto più veloce. In vantaggio però l'11 che non la tiene in campo. Si porta fuori il pallone e dovrebbe entrare l'ultimo giocatore a disposizione del San Zeno, che è il numero 16. E giustamente dà il cambio e il ristoro al povero Guglielmi, che ha finito energie, polmoni e tutto quello che ha in corpo con quest'ultima azione. Allora c'è spazio anche per Buchi, numero 16. Che prende il posto di Guglielmi. Immaginiamo andrà a fare il terzino sinistro. E la Timi in una insolita posizione offensiva. Fatti perdere il pallone. Montanari, allora recupera verticale subito. per nessuno. Alessi, idee chiare. Braga trova tra le linee Davie, gli ha sradicato il pallone ancora una volta Ionita. Mehmedi con il destro a giro, non riesce però a indirizzare verso l'incrocio. Ci prova sempre Mehmedi, sia di testa, di piede. Ha fatto un bellissimo gol all'incrocio dalla parte opposta, ovvero dalla fascia destra. Adesso ci prova anche a rientrare. Attenzione all'allungo di Armin. Area di rigore. La sterzata, poi in due su di lui e la Timi a togliergli il pallone con la forza. Ancora lotta il numero 9, ma fisicamente è dura spostare
giocatore come Latimi che adesso si ferma, forse per dei crampi. Sì, non è messo fuori allora da Facciolo. Scorre nel frattempo il cronometro, siamo al 36esimo nel corso del secondo tempo. Il risultato è fermo sul 4-0 del primo, nonostante un secondo tempo a tratti anche gradevole, con qualche occasione da entrambe le parti, soprattutto per il San Zeno. Sì, ha rischiato in un paio di occasioni la Clivense, prima Pavoni e dopo tenuti quasi sulla linea per mantenere l'imbattibilità del numero 1 della Clivense, che comunque ha ben amministrato nella ripresa il suo largo vantaggio. Lo abbiamo detto più volte, no Jacopo, la fortuna comunque al netto dei meriti e della superiorità soprattutto qualitativa della Clivense in questo campionato e soprattutto per il percorso che ha fatto, la fortuna l'ha aiutata la Clivense, perché in alcune partite nel momento in cui ci sono state delle leggerezze, queste sono state perdonate. Esatto, ci vuole anche quello, oltre alla bravura anche un po' di fortuna. Memedi per Braga, avanza ancora la Clivense con il numero 7 nella sua nuova zona di competenza, vince il rimpallo, guadagna l'area di rigore, vince un altro rimpallo, palla sul destro e poi cerca Cavallaro, anticipato da Moretto. Rischiato un fallo proprio di Cavallaro. Sì, fosse un calcetto qui all'avversario. Altro saggio delle qualità e anche della tenacia di Memedi. Ed è quello lo spirito che vuole vedere nei suoi giocatori Allegretti. Destro lungo di Pizzigallo. Ionita. Il controllo del numero 15 Pollina, che è entrato bene in gara. Sì, stavolta era il 10. Ionita sembra dappertutto, è come se ce ne fossero 2 o 3 in difesa, perché su ogni lancio la prende lui. Tra i migliori della sua squadra. Olivieri, c'è Alessi libero, eccolo servito. Da Facciolo a Tenuti. Aveva tentato Cavallaro allo scambio, poi è venuto incontro, palla sul destro, Cavallaro! Si inventa un'occasione dal nulla, palla di fuori non di molto. Sì, si è girato subito, velocemente, quasi non trova l'angolino giusto. I tamburi del Norsai 94, Clivense che veleggia verso la sua ennesima vittoria consecutiva. Aggiorniamo anche il pallottoliere, mentre Motta, forse anche per la stanchezza, si tocca il pallone da solo prima di calciarlo. Dicevamo del pallottoliere, sono 27 gol fatti e 0 subiti nelle ultime 6, questa compresa naturalmente, ed è il modo migliore di avvicinarsi al filotto di gare decisivo, non solo perché sono le ultime ma soprattutto per la qualità degli avversari. Braga, palla sul destro, poi suggerisce per Memedi con il destro, altra traversa incredibile. E poi non è finita buona. E questa volta è gol, perché la palla bacia il palo e va dentro. Olivieri, 5-0. Buca d'angolo, palo gol, dopo l'ennesima traversa di Memedi. Qui anche Olivieri si ascrive il proprio nome al tabellino di giornata. Preciso il suo tiro che batte Artioli per il 5-0 di giornata. Secondo gol in campionato per Giulio Francesco Olivieri, giocatore classe 95. Anche lui sblocca il suo tabellino che era fermo sull'1 da un po' di tempo. Davvero una nota di merito particolare per il destro a giro di Memedi, che stavolta era quasi perfetto, e come quello di Gasparato nel primo tempo ha toccato la parte inferiore della traversa e poi è rimbalzato almeno sulla linea. È arrivato dunque il 5-0, meritato per la Clivense, nonostante le 2 occasioni grosse per il San Zeno, ma anche la Clivense aveva rischiato più volte di fare pocherissimo proprio con la traversa di Memedi a inizio ripresa per non andare lontano. Tenuti, primo errore della sua partita, arriva al 40esimo del secondo tempo. De Pizzol, Pizzigallo rischia, perde infatti il pallone, c'è Cavallaro che è molto più veloce di lui e resiste, ma poi arriva il primo giallo della partita, il classico fallo tattico e di frustrazione da parte del giocatore che ha segnato all'andata il gol del 2-1 per il San Zeno. Alessi, Braga,
Si muove tra le linee Cavallaro, 1-2 con il 16. Ancora per Cavallaro, era un po' lezioso questo tocco di Braga, che comunque abbiamo visto ama giocare in questo modo, con queste carezze vellutate al pallone. Qui c'è una trattenuta vistosa ai danni di Olivieri, che forse l'arbitro non ha visto perché era impallato, aveva diversi giocatori davanti. De Pizzol, questa fallo invece non si può non vederlo, non fischiarlo, così come arriva anche il giallo a Olivieri, frutto sicuramente del non fischio precedente, non una giustificazione di sicuro, però era un po' nervoso forse per il mancato fischio Olivieri, che ha appena segnato il gol del 5-0. Il fischio di Luca Bisson, direttore di gara della sezione di Legnago. Siamo al tramonto ormai di una gara che ha ben poco da raccontare, oltre al 5-0 che sta maturando sul terreno di gioco. Va a battersi il fallo laterale Mezric, il bomber del San Zeno con i suoi 12 gol, uno dei migliori marcatori del girone peraltro. Pollina in mezzo a due riesce ad andare via, poi torna su di lui Elatimi, strapotere fisico del marocchino, che deve però concedere il corner. È entrato bene in partita, devo dire, il 15 Pollina, mi è piaciuto. Sì, pimpante, ha provato a dare qualche grattacapo alla retroguardia di Allegretti, che comunque ha cercato anche qui con Elatimi di limitarlo il più possibile. Cerca il gol della bandiera, il San Zeno sarebbe anche forse meritato per l'avvio di gara e per qualche lampo nel secondo tempo. Non è d'accordo però Olivieri, che allontana con la testa. De Pizzol perde tempo e terreno per il pressing dei giocatori della Clivense, non sa assolutamente cosa fare, gli si slaccia anche la fascetta dal braccio, poi crolla in preda ai crampi. Allora contropiede Olivieri, 3 contro 2 con il tacco, il primo dribbling. Cavallaro, palla sul sinistro, Cavallaro colpisce il numero 3 del San Zeno e ottiene un corner, mentre è stremato De Pizzol a terra tra crampi e stanchezza. Sì, però sarà costretto comunque, anche se dolorante, a rimanere in campo perché ha esaurito i cambi il San Zeno. Ha tenuto il pallone per una trentina di secondi quasi, non sapendo cosa fare. Poi alla fine è uscito anche un passaggio strozzato perché non aveva più fiato. No, è un assist all'incontrario per il giocatore della Clivense. Siamo nel corso, amici sportivi, dell'89esimo, un minuto e poco più ai 90. Braga, gli si fa incontro ancora Olivieri, palla tagliatissima per Elatimi che non ci arriva, spizzata da parte della difesa del San Zeno. Serie di finte da parte del numero 5 che se la mette sul destro. Olivieri, vediamo se va alla conclusione con il destro da fermo, palla fuori. Ennesimo tiro dalla distanza della Clivense, che lo ricordiamo, oltre ad aver fatto 5 gol ha colpito anche 3 traverse tutte interne o inferiori, se vogliamo chiamarle così. Sì, con qualche anche dubbio, no? In alcuni frangenti, se effettivamente la prima soprattutto, la sì. Prima sarebbe stata da vedere con la goal line technology. Motta, corridoio perfetto per Braga, che riesce anche a girarsi, palla sul sinistro, ancora per Motta, decisivo il tocco del numero 16 Buchi ad evitare l'ingresso dentro la porta col pallone proprio di Daniele Motta. Errore qui in fase di stop da parte di Buchi, anzi era Pollina. Pavoni, palla perfetta per Motta che ha diversi metri davanti a sé, scambia con Braga, eccolo qui, ancora fiato e gamba per farsi tutta la fascia. Olivieri un po' troppo precipitoso, arriva a Braga fermato dal muro umano di Pizzigallo. Sul destro a cercare ancora Armin nell'infinito duello con Elatimi. Non sempre ha vinto il giocatore marocchino, ma nei momenti che contano è riuscito Elatimi a rintuzzare le sfuriate del 9. Braga, tutto in verticale, questi tocchi della Clivense, che arriva velocemente da una parte all'altra del campo. Attenzione a Mehmedi, area di rigore, palla sul sinistro, al volo, palla fuori. Qui poteva fare qualcosa di diverso, forse si è fidato del suo piede cosiddetto debole. Sky Mehmedi può permetterselo naturalmente sul 5-0, mentre
Vediamo se arriva l'indicazione sui minuti di recupero, perché siamo da una trentina di secondi abbondanti oltre il 90°. È stata forse una munizione, eccola qui, vediamo, forse una munizione sulla panchina. Olivieri, sbagliato il rinvio di Artioli. Ionita nel ennesimo tuffo della sua gara. Ci apprestiamo ormai ad arrivare alla fine con il sottofondo i tamburi del Rossell 94. Alessi travolto letteralmente da Montanari, che ha diversi chili più di lui. Si lamenta Alessi perché sta dicendo al suo avversario: potevi fermarti. Uno scontro assolutamente fortuito, però è volata evidentemente anche qualche parola. Attenzione qui un attimo, un momento di nervosismo. Si allontana. Ha il suo da fare Bisson per raffreddare gli animi. Auguro naturalmente che tutto rientri immediatamente in termini civili. Sembra che questo sia il caso. È stato un intervento non cattivo e non duro quello del numero 14, che però è frenato con tutta la sua massa sul brevilineo, anzi sul longilineo giocatore numero 11 della Clivense, che ne lamenta ancora i danni. Calcio di punizione comunque per la squadra di Allegretti, e sarà una delle ultime azioni della gara. Cartellino giallo anche per Capitan De Pizzol per qualche parola di troppo a Bisson. Vediamo se Braga, sappiamo, no? Lui ci ha già provato, no? Da calcio di punizione, lui che di solito è molto preciso sui calci piazzati. Vediamo se troverà il guizzo giusto per anche lui aggiungersi ai marcatori di giornata. Un po' distante, però lui può farlo. Arriva anche Latimi e arriva anche Facciolo, una specie di schema al contrario, su punizione a favore. Parte Braga con il destro! La palla è fuori nonostante il grido del pubblico che ha avuto appunto proprio l'illusione del gol. Era a giro, anche la posizione e la mimica del portiere ci faceva sembrare che la palla fosse dentro. Arriva la fine della partita, la Clivense batte 5-0 il San Zeno e compie la missione di portarsi a +9 sul Borgo San Pancrazio. I gol nel primo tempo di Facciolo, Memedi e doppietta di Inzerauto, nella ripresa di Olivieri. Da segnalare anche 3 traverse, una di Gasparato e 2 di Memedi. A te Jacopo per il commento finale. Altra cinquina per la Clivense dopo quella rifilata settimana scorsa al Crezzi, e altra vittoria che ormai si aggiunge al filotto positivo di partite da quel pareggio, no, di Corbiolo. La Clivense non si è più fermata, quindi questa bella giornata di sole, bella giornata di calcio, prosegue la sua fuga inesorabile in testa al proprio girone di terza categoria. Ricordiamo che adesso mancano 4 gare per la Clivense, sono molto difficili e delicate oltre che decisive, perché arrivano nel finale. Domenica si va dall'Atletico Squarà, poi si gioca in casa con la Virtus, poi la trasferta con il Pozzo e naturalmente Dulcis in fondo lo scontro diretto in casa del Borgo San Pancrazio. Amici sportivi, noi ricordiamo che siamo andati in diretta sul canale YouTube di Avelia e Clivense, sulla pagina Facebook della Clivense, sullo streaming di radioadige.tv e sull'applicazione di Teleradio Adige, con la squadra di Avelia capitanata dal regista Andrea Colognese e dall'operatore Luca Bozzini da parte di Luca Corradi e Jacopo Segalotto. Un cordiale proseguimento del weekend. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa.
Avellia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avellia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avellia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avellia, internet e fibra per le tue passioni.